Gentili telespettatori, buongiorno e ben trovati ad una nuova puntata di Ore 13. Siamo in diretta perché vi parliamo di un tema quanto mai attuale, soprattutto nel periodo in cui siamo e stiamo appunto andando incontro alla bella stagione. Lo scorso anno in Italia e negli altri paesi dell'Europa è stato registrato un aumento della circolazione del virus West Nile. Il Ministero della Salute ha emanato una circolare per richiamare l'applicazione di tutte quelle misure di prevenzione ma anche di sorveglianza e di controllo della diffusione di questo virus su tutto il territorio nazionale. Ne parliamo oggi anche per darvi qualche consiglio soprattutto su come mantenere e sanificare le aree di casa vostra dove le zanzare potrebbero proliferare. Ne parliamo in compagnia dei miei ospiti che vi presento subito. In studio con me c'è il dottor Luigi Nicolardi, direttore del Dipartimento di Prevenzione dell'ULSS 4, ben trovato dottore. Grazie. E Francesco Maiano, direttore tecnico di un'azienda che si occupa proprio di disinfestazione, ben trovato anche a lei. Vi ricordo che siamo in diretta, quindi aspettiamo le vostre telefonate con le vostre domande, il numero lo vedete in sovraimpressione ed è lo 04 22 16 26 798. Allora, parto proprio da lei, dottor Nicolardi, perché abbiamo detto che lo scorso anno in Italia c'è stato questo aumento della circolazione di questo virus. Che cos'è questo virus? Questo virus, il virus della West Nile, è un virus che è arrivato in Italia diversi anni fa, proviene dalla zona dell'Africa, dell'Uganda, quindi attraverso questi uccelli migratori è arrivato in Italia e si è localizzato in gran parte del territorio nazionale. Il territorio veneto è particolarmente interessato da questa presenza di questo virus che nel corso degli anni ha mantenuto costantemente la sua localizzazione qui e l'anno passato, proprio in occasione di una particolare stagionalità per effetto di condizioni meteorologiche favorevoli, c'è stata poi un'esplosione anche di casi di malattia. Insomma, lei ha detto che è qualche anno, no? che circola questo virus, però ne sentiamo solo da poco parlare in maniera così intensa. Sì, se ne parla da qualche anno in maniera un po', come dire, poco così evidente come invece si è fatto quest'anno. Ma perché? Perché il numero dei casi negli anni passati non era mai stato così numeroso, mentre nel 2018 il numero dei casi di infezione e di malattie è stato molto alto rispetto agli anni precedenti e quindi ha fatto notizia in maniera maggiore questo. Proprio perché, come diceva lei, ci sono state l'anno scorso delle condizioni atmosferiche e climatiche molto particolari che hanno determinato che cosa? Hanno determinato uno sviluppo particolare, intenso di questo vettore, perché il virus della West Nile è un virus che viene trasmesso dalla zanzara del genere Culex pipiens in particolare. Che cosa succede? Che questo virus localizzato nel serbatoio animale viene poi trasferito dalla zanzara che punge questi volatili, lo trasferisce all'uomo. Lo sviluppo particolarmente intenso di queste zanzare in base alle condizioni meteorologiche stagionali, quindi caldo, presenza di acqua stagnante e così via, ha comportato un aumento della densità di questi vettori che poi a loro volta, infettatosi sul serbatoio che è costituito da questi uccelli che hanno il virus nel loro organismo, l'hanno poi trasferito alle persone, quindi hanno infettato un maggior numero di persone e da lì sono originati un maggior numero di casi di malattia. E ci sono stati anche dei casi, se non sbaglio in passato, anche di una certa gravità, o sto dicendo una sciocchezza? Sì, no, la gravità della malattia è particolare quando si tratta di soggetti che hanno un'età avanzata oppure di persone che hanno concomitanti condizioni di malattia, quindi persone anziane generalmente hanno una o due malattie associate, si inserisce l'infezione da virus da West Nile su questo organismo già di per sé in parte compromesso e quindi poi la gravità del quadro è una gravità maggiore rispetto a quella che si presenta se viene infettato un individuo sano che non ha le condizioni favorenti
Certo, quindi insomma in quei casi, in quelle persone in cui c'è un quadro clinico già piuttosto insomma... Sì, persone che hanno altre malattie, che se le trascinano da molti anni, che le curano e le hanno stabilizzate con le terapie farmacologiche, ma poi si inserisce questa infezione virale che può scompensare questo quadro compensato in precedenza da tutte queste terapie che loro fanno da molti anni. Senta, Maiano, lei che si occupa proprio di disinfestazione appunto in un'azienda della quale è direttore tecnico, conferma proprio che lo scorso anno forse avete avuto anche un aumento di interventi proprio perché c'è stato questo aumento della circolazione del virus West Nile? Certo, gli interventi che possono essere fatti poi sono diciamo di due tipi, larvicidi ed adulticidi. La differenza è che chiaramente gli interventi larvicidi vanno a colpire quella che è la larva, quindi lo stadio iniziale della zanzara, mentre adulticida, gli interventi adulticidi sono interventi che si fanno per diciamo andare a colpire la zanzara adulta. Gli interventi chiaramente sono aumentati durante la stagione. La tendenza che era già conosciuta e già nota, aveva dato dei segnali favorevoli per questo punto di vista, e poi alla fine si è rivelato tale, e quindi gli interventi, soprattutto nella seconda parte della stagione, quindi da agosto in poi, sono aumentati. Stiamo parlando del 2018, c'è già un po' una previsione per quel che riguarda l'anno in corso? Allora, la previsione che noi possiamo avere è quella che rispecchia la tendenza dell'anno precedente, quindi sicuramente ci sarà un problema di zanzara, quindi presenza della zanzara nel periodo estivo. L'andamento climatico della stagione attuale, quindi dell'inverno e della primavera attuale, ha creato anche l'habitat e le condizioni per andare a sviluppare lo stesso problema e quindi ripercuoterlo anche per la stagione in corso. Quindi da aprile, quindi già adesso, fino a settembre e anche ottobre, diciamo che questa fascia qui, questo range qui, è una fascia a rischio, e la fascia che noi consigliamo andare a trattare. Quindi già si comincia adesso, che siamo in aprile, a fare i trattamenti, è corretto? Certo. Interventi, appunto, come ho detto prima, larvicidi e anche interventi adulticidi. Si comincia proprio in questa fase. La cadenza solitamente è di un mese, tipo 4 settimane l'una dall'altra, poi dipende chiaramente sia dall'andamento climatico che anche magari dalla tipologia dei prodotti che vengono utilizzati. Certo, poi insomma ne parleremo nel dettaglio. Dottor Nicolardi, lei diceva insomma che il virus è diffuso maggiormente in Africa, ma anche nell'Asia occidentale, nell'Australia, nell'America e in Europa, ma notizia di qualche giorno fa, ci sono 6 regioni italiane particolarmente a rischio, e sono la Sardegna, il Veneto, l'Emilia Romagna, la Lombardia, il Piemonte e il Friuli Venezia Giulia. Quindi, eccezione fatta per la Sardegna, sono tutte regioni del nord. Perché proprio l'Italia settentrionale? C'è una spiegazione a questo o è una casualità secondo me? È un virus che si è localizzato qui inizialmente, ancora diversi anni fa. Qui ha trovato il suo habitat naturale favorevole per un suo insediamento, il suo sviluppo. Quindi sono regioni che hanno particolari condizioni che aiutano questo virus a rimanere nel serbatoio animale di cui parlavo prima, perché ci sono le condizioni che sono legate alla presenza appunto di questi serbatoi, di questi volatili, di questi grossi insediamenti che danno la possibilità a questo virus di insediarsi e di mantenersi. Per quanto riguarda poi la trasmissione è data da queste zanzare, e queste zanzare sono presenti in questi luoghi da moltissimo tempo. La Culex pipiens, la zanzara comune che punge di sera tardi e di mattina presto, c'è sempre stata. Questo vettore trova condizioni favorevoli alla sua proliferazione in queste zone perché ci sono grandi
presenze di serbatoi di acqua, quindi di localizzazione di acque stagnanti piovane, e poi c'è anche il caldo umido che aiuta a proliferare. Certo, che è proprio tipico del nostro Che è proprio tipico. Noi se facciamo un'analisi della Regione Veneto, per esempio, le zone più colpite sono le zone che si riferiscono alle province di Rovigo, di Venezia, di Vicenza, di Verona, molto meno la provincia di Treviso, se non nella parte bassa, e per niente la provincia di Belluno, che si trova nella parte più alta, diciamo, della regione. Quindi zone che sono, province che sono comunque ricche di acqua. Zone ricche di acqua e con temperature anche caldo-umide che aiutano questa proliferazione. Sì. Ecco, insomma, proliferano proprio in queste condizioni particolari, quindi con tanta acqua, magari stagnante, e con questo caldo umido che rende appunto particolarmente prolifere questi insetti. Certo, infatti i trattamenti che poi vengono fatti per cercare di debellarle, soprattutto per quel che riguarda l'aspetto larvicida, sono trattamenti che vengono fatti nei bacini d'acqua, quindi tombini, caditoie, pozzetti, quindi tutte quelle zone dove si può avere un ristagno d'acqua, quindi fossati anche, quindi presenza di acqua stagnante che possa permettere il proliferare della zanzara, quindi le larve che possono crescere. Quindi insomma tutti noi potremmo avere potenzialmente un allevamento di questo tipo di zanzare vicino a casa? Diciamo che le linee guida sicuramente danno, o meglio consigliano, di liberare quelle che sono i bacini e le riserve di acqua, quindi sottovasi, cercare di avere queste accortezze, cercare di asciugare laddove è possibile e quindi evitare diciamo, di dare la possibilità a queste zanzare poi di potersi sviluppare, queste larve di potersi sviluppare e crescere. Insomma, piccoli consigli, piccoli accorgimenti che insomma, potrebbero essere comunque molto importanti proprio per evitare, come abbiamo detto, che queste zanzare possano proliferare. Noi ci fermiamo per una prima breve pausa di pubblicità, torniamo tra pochissimo. Ben ritrovati in studio, ancora in diretta in compagnia di Ore 13, parliamo oggi del virus West Nile, quindi come anche prevenire la diffusione di questo virus trasmesso dalla zanzara. Una zanzara, dottor Nicolardi, che vive sia in ambiente rurale sia urbano, che ha abitudini crepuscolari e nelle ore diurne insomma, predilige le zone dove non c'è il sole, è così? Sì, nelle ore più calde della giornata si annida nelle zone dove c'è vegetazione, quindi le siepi, gli alberi, e poi durante le ore più fresche, quindi all'imbrunire, trova diciamo, la possibilità di uscire e pungere, e lo fa con molto piacere. Insomma. Quindi noi dobbiamo sempre tenere presente che dentro una condizione, come dire, abitativa, dove ci sono siepi, dove ci sono alberi, dobbiamo sempre pensare che lì ci sono le zanzare durante il giorno, le zanzare durante le ore crepuscolari escono, fanno la loro azione di puntura. Per cosa dobbiamo fare in quei luoghi? Questo è un messaggio che vorrei sottolineare per le persone che hanno diciamo, giardini, che hanno orti, che hanno diciamo, vasi con i fiori, eccetera. Quindi dove l'acqua stagnante, dove l'acqua stagnante si trova, la zanzara ha la possibilità di deporre le uova, dalle uova poi nascono le larve e poi da lì si sviluppa l'insetto adulto. Noi dobbiamo cercare di eliminare tutte queste diciamo, raccolte di acqua stagnante, perché in questo modo riusciamo a ridurre la densità della popolazione alata, quindi delle zanzare adulte che sono in grado di pungere e di trasmettere l'infezione eventualmente presente nella zona. Dove però non fosse possibile eliminare sottovasi con acqua stagnante, ma insomma ci fossero dei corsi d'acqua, delle vegetazioni particolari, come si interviene? Allora, se ci fossero dei corsi d'acqua, diciamo che l'acqua comunque corrente non crea fastidio.
Il problema chiaramente è sull'acqua stagnante, quindi dove l'acqua è ferma, lì c'è la possibilità di dare sviluppo alle larve. Differentemente, se ci fosse un corso d'acqua, chiaramente questo non può creare, cioè non rappresenta, diciamo, un problema. Ovvio che però, come dicevo prima, vengono trattati ad esempio i fossati. Allora, i fossati chiaramente non hanno una valenza appunto di torrente o comunque di, certo, di acqua che può percorrere. È importante comunque sempre andare a trattare anche quella che è la vegetazione, quindi quelle che possono essere le siepi, quelle che possono perché essere anche le lì si annidano. certo, soprattutto, lo diceva prima appunto il dottore, soprattutto nelle condizioni di urne, quindi in quelle condizioni lì, in quelle situazioni le zanzare, la zanzara comune tende diciamo a stazionare. Senta dottore, dal momento della puntura di questa zanzara, qual è il periodo di incubazione? Sì, se mi permette una precisazione, intanto bisogna dire che non sempre la zanzara che punge è una zanzara infetta e quindi non tutte le zanzare che pungono sono in grado di trasmettere l'infezione. La condizione di base perché si possa trasmettere l'infezione è che la zanzara abbia il virus. Non tutte le zanzare, certo, anche di quel genere, hanno il virus, quindi noi dobbiamo tranquillizzare in un certo senso anche la popolazione. Una volta che la zanzara infetta punge la persona e trasmette il virus, questa infezione ha un tempo di incubazione che può variare dai 3 ai 14 giorni, in alcuni casi può arrivare anche a 21, ma in condizioni particolari. In queste persone che sono state punte e infettate, in questo periodo di incubazione si può nell'80% dei casi non produrre nessun segno di malattia, in un 20% dei casi più o meno si può avere una sindrome simile influenzale, quindi un quadro febbrile con un po' di mal di testa, un po' di male ai muscoli, un po' di dolori articolari. In una percentuale molto bassa di casi che si è, diciamo, stimata intorno all'1%, anche meno dell'1%, però può esserci un quadro un po' più grave, un po' più complesso, certo. Un po' più complesso. Abbiamo una telefonata da casa, poi riprendiamo l'argomento, sentiamo che cosa ci vogliono dire. Pronto, buongiorno, chi c'è in linea? Dario di Trento, buongiorno. Buongiorno Dario, prego. Ecco, è dagli anni '80 che io sento questa, come prevenire la diffusione del virus, a cominciare da quello dell'HIV, no? Negli anni '80 mi ricordo la peste del 2000, nel 2000 avrebbe fatto non mi ricordo che razza di ecatombe, e soprattutto avrebbe spopolato l'Africa, si parlava di villaggi vuoti, maschi. E finito il business, nei primi del 2000 ne è cominciato un altro, quello della mucca pazza, allarme prione, allarme... E anche lì la pandemia non c'è stata, e in entrambi i casi non c'è stata pandemia senza che ci sia fatto niente per arginare questa pandemia. Poi c'è stato quello della SARS, poi quello dell'aviaria. Io mi chiedo, io comincio a sospettare che sotto queste frasi fatte, come prevenire la diffusione del virus, adesso è il turno del West Nile, ma vogliamo cominciare io lo dico come opinione pubblica, vogliamo cominciare come opinione pubblica ad insospettirci, magari ad andare ad ascoltare qualche scienziato, magari c'è qualcos'altro da dire, perché ce ne sono. C'erano scienziati che la mancata pandemia l'avevano prevista molto prima, l'avevano prevista prima, già negli anni '80 c'era gente che diceva guardate che nel 2000 la peste del 2000 non esisterà nessuna pandemia, così come l'hanno detto della mucca pazza, come l'hanno detto della SARS. Abbiamo capito, insomma, ne ha parlato anche all'inizio del suo intervento. Io la ringrazio intanto. Penso di aver insomma, un po' capito, insomma, il nostro telespettatore forse sta dicendo
Si parla sempre di prevenzione, poi effettivamente il momento apice non c'è, non è che stiamo facendo un po' di allarmismo? Cosa possiamo rispondere al telespettatore? Beh, al telespettatore innanzitutto io direi che se non ci sono le condizioni, come dire, di dramma che sono state ipotizzate anche nel suo intervento, è perché la sanità funziona e perché gli interventi di prevenzione hanno la loro efficacia, e questo riguarda sia le infezioni trasmesse come l'AIDS, esatto, da persona a persona, sia quelle che riguardano altre malattie che lui ha citato, ma per quanto riguarda, arriviamo al nostro argomento, la questione della West Nile, questa è una malattia infettiva trasmessa da vettori. La malattia infettiva trasmessa da vettori è una malattia infettiva che può riguardare tutta la popolazione, perché tutta la popolazione è esposta alla puntura di zanzara. Avendo a disposizione un serbatoio di infezione che noi abbiamo individuato in questo serbatoio animale così diffuso e localizzato nel nostro territorio, avendo a disposizione il vettore che è individuato nella zanzara del genere Culex che abbiamo da sempre su questo territorio, avendo tutta la popolazione esposta, perché sono esposti i bambini, sono esposti gli adulti, sono esposti gli anziani, tutte le persone possono essere punte, avendo di fronte i casi di malattia che abbiamo diagnosticato nell'anno passato, dobbiamo per forza pensare che dobbiamo intervenire su uno di questi punti che ho appena citato per poter ridurre i casi di malattia. Qui non si sta cercando di fare allarmismo, si sta cercando soltanto di dare delle indicazioni tecniche e pratiche molto semplici che servono per dire alle persone c'è un modo per risparmiare questo tipo di infezione, per difendersi da questo tipo di infezione, evitare che le zanzare possano annidarsi, proliferare e quindi poi pungere, e poi proteggersi dall'infezione, dalla puntura. Quindi proteggersi dalla puntura vuol dire poi fare tutto quello che è previsto perché ci si possa pungere. No, io direi che noi dobbiamo stare molto tranquilli, che dobbiamo pensare che questi sono interventi che l'uomo fa da sempre per difendersi dalle malattie infettive. Possiamo fare l'esempio della malaria, per esempio, anche quella malattia infettiva trasmessa dalla zanzara. Ce ne siamo liberati con gli interventi che hanno fatto i nostri antenati, insomma, i nostri predecessori, che hanno fatto in maniera efficace. Se noi non interveniamo in maniera efficace per limitare questa infezione, potremmo avere non i casi che abbiamo avuto l'anno scorso, ma molti di più negli anni a venire. Certo, non è allarmismo, se siamo qui a parlarne è perché effettivamente un problema piccolo o grande c'è stato, naturalmente. Certo, ci sono stati i casi di malattia, ci sono stati i casi gravi di malattia, ci sono stati anche alcuni decessi, anche se non necessariamente legati all'infezione da virus West Nile, come abbiamo detto prima, ma perché c'erano delle condizioni concomitanti di malattia. E particolari, certo. Speriamo insomma di aver risposto al nostro Dario. Noi ci fermiamo per un'altra breve pausa di pubblicità, tra poco. Ben ritrovati in studio, ancora in diretta in compagnia di Ore 13. Io riparto dal dottore perché le faccio questa domanda. Lei prima ha detto, insomma, in alcuni pazienti con un quadro clinico un po' già, insomma, compromesso, e chiaramente il virus amplifica, insomma, quella che è la condizione, ma è particolarmente preoccupante quando queste zanzare che hanno il virus insito in sé pungono bambini e anziani, oppure se appunto non c'è un quadro clinico particolare si può rimanere tranquilli? Sì, come abbiamo detto prima, le persone che in buona salute risolvono la gran parte delle volte, direi quasi sempre, il problema con qualche giorno di febbre, con un sia po' che si tratti di bambini, sia che si tratti di bambini, sia che si tratti di adulti sani.
Man mano che l'età cresce e ci sono concomitanti malattie, come abbiamo detto prima, i quadri clinici sono più gravi. I casi che noi abbiamo registrato nell'anno passato nella Regione Veneto sono gran parte, direi la stragrande maggioranza dei casi, sono casi che si sono verificati su persone che hanno superato i 45 anni, quindi abbiamo, man mano che si cresce con l'età, il numero di casi è stato maggiore. Quindi abbiamo sicuramente un rischio di puntura che è uguale per tutti o pressoché per tutti, ma abbiamo un rischio di sviluppare il quadro clinico della malattia perché soprattutto col crescere dell'età, con l'avanzare dell'età. Certo. Abbiamo detto prima che nell'80% dei casi non si produce nessun quadro clinico. Abbiamo un'altra telefonata da casa. Pronto, chi c'è in linea? Buongiorno, buongiorno signori. Buongiorno, con chi parliamo? Allora, posso parlare? Sì, prego. Posso parlare? Allora, mancano ancora questa, vero? Volevo sapere qualcosa per quanto riguarda i pipistrelli che erano molto molto importanti, perché la sera li vedevi davanti la casa girare ore e ore e mangiavano i moscati quelli là. Invece adesso non si conoscono più i canti degli uccelli che sono venuti da fuori, perché addirittura si sente un canto che sembra che sia un gatto che miagola. Poi gli stornelli, quei stormi, sento che cantano come una civetta, i passeri non sono più. Come si va avanti con cambiamenti che fanno spavento, Adesso il Signore dice delle zanzare, di stare attenti agli anziani, ma io ne ho di parecchi addosso. E allora come si fa d'estate? D'inverno si sta dentro perché abbiamo freddo, d'estate ci sono le zanzare. Come si fa, dice la signora? Non se ne può più. Certo, grazie per la sua chiamata, grazie signora. Chi vuol rispondere qualcosa, soprattutto forse sul tema dei pipistrelli, poteva essere interessante oppure no? Il tema dei pipistrelli, paradossalmente sì, è chiaro, i pipistrelli riescono a potersi cibare di moltissimi insetti durante il loro volo, però sì, chiaro, sono diminuiti, tanti lo percepiscono addirittura come un problema, chiamano la nostra azienda per chiedere l'allontanamento degli stessi, magari perché creano problemi, creano fastidio. Quindi l'allontanamento dei pipistrelli. Alcuni lo richiedono, altri invece, come la signora, magari richiedono la fornitura di bat box, si chiamano, che sono delle piccole casettine di legno che sono apposite e vengono posizionate sulla parete nord solitamente della casa, quindi dell'abitazione, sopra un albero, insomma, e si dà la possibilità ai pipistrelli di andare a nidificare per cercare di avere appunto questi alleati per certo, poter insomma, fare anche loro hanno la loro funzione. Senta dottore, esiste una sorta di prevenzione, quindi un vaccino per non contrarre questo virus West Nile? No, se esistesse un vaccino si potrebbe, come dire, usare per proteggere la popolazione esposta, che come abbiamo detto prima la popolazione esposta è tutta, perché tutti possono essere punti dalle zanzare. Non c'è questo vaccino, quindi noi dobbiamo intervenire a monte, e cioè ridurre il rischio di puntura, e per ridurre il rischio di puntura dobbiamo ridurre il numero di zanzare presenti su un particolare territorio e dobbiamo anche cercare di dire alle persone che per ridurre il rischio di puntura non c'è soltanto e non solo l'intervento contro i vettori, quindi partendo dalla lotta larvicida per poi proseguire con quella adulticida, ma c'è anche la necessità che le persone adottino dei comportamenti protettivi nei confronti della puntura, che possono essere quelli di utilizzare, per esempio la signora di prima diceva ma come faccio io di sera a uscire perché di giorno no, di sera no,
La sera usa degli insettorepellenti, sono delle creme che si possono utilizzare e cospargere sulla pelle che è esposta alla puntura, si usano abiti lunghi di colore chiaro, quindi la maggior parte del corpo deve essere coperta, e si utilizzano degli zampironi, sono sostanze, sono prodotti che servono per tenere lontane le zanzare. Per quanto riguarda la protezione dell'abitazione, si cominciano a utilizzare anche le zanzariere alle finestre, tutte cose che servono per evitare. Dobbiamo renderci meno appetibili a queste zanzare. Meno appetibili a queste zanzare, perché c'è la necessità appunto di ultimare tutto il processo di prevenzione che comincia con lo svuotamento delle raccolte d'acqua stagnante, poi prosegue con i trattamenti larvicidi, adulticidi. L'ultimo step, diciamo, che dobbiamo compiere è quello di proteggerci nei confronti della puntura. Certamente, quello lo possiamo fare solo noi stessi in prima persona. Ecco. Mi scusi se la interrompo, sì. Abbiamo un'altra telefonata da casa. Pronto, buongiorno, chi c'è in linea? Sì, buongiorno, da Spresiano. Buongiorno, prego. Ringrazio per la trasmissione, è veramente interessante. Vorrei fare una domanda al medico, al dottore. Qua tutto bene, cioè noi eliminiamo le pozzanghere, eliminiamo tutto, ma le zanzare continuano ad esserci. E io purtroppo sono uno di quelli che sono vittima che mi pungono molto. Chiedo, ma avranno inventato qualcosa, non so, una pastiglia, qualcosa che mi protegga un po' da queste punture? Adesso le spieghiamo subito che cosa deve fare. Grazie per la sua telefonata. Grazie. Come dicevamo, torna un po' l'argomento, ognuno di noi deve proteggersi, insomma, per quel che può. Abbiamo detto creme repellenti, le zanzariere a casa, insomma un po' queste linee guida, chiamiamole così, dottore. Certo, non esiste la pastiglia che viene ingerita e protegge dalla puntura. Bisogna proteggersi dalla puntura utilizzando questi prodotti che sono distribuiti nelle farmacie, che sono in vendita nelle farmacie, che si usano per, diciamo, cospargere le parti scoperte del corpo, mentre tutto il resto deve essere coperto e quindi la puntura non può esserci. Non ci sono altri sistemi. L'altro sistema è quello, come dicevo prima, di proteggere l'ambiente dove si vive con le zanzariere, con gli zampironi per tenere lontane le zanzare. Sono questi gli interventi. Non esiste un intervento, diciamo, che risolve tutto d'un colpo assumendo una compressa. Certo, quello no, però a volte non bastano nemmeno neanche questi zampironi, queste candele che mettiamo in giardino, magari se mangiamo fuori alla sera durante il periodo estivo. Quindi non esiste una pastiglia da ingerire per proteggersi dalla puntura delle zanzare, però esistono delle pastiglie di altro tipo. Sì, le pastiglie, quelle che appunto stanno vedendo i telespettatori, sono sicuramente dei drops o delle pastiglie che sono antilarvali e possono essere chiaramente posizionate su pozzetti, caditoi e tombini, quindi nella parte chiaramente sotto vasi, quindi tutte quelle zone che appunto prima spiegavamo, che possono essere vettore, quindi cioè danno la possibilità alla zanzara cioè alla larva di proliferare. Però diciamo che possono essere abbinate anche questo tipo di sistemi, che possono essere appunto sia biologici che non biologici, però diciamo possono essere abbinati anche ad altre tipologie di interventi. Ad esempio noi abbiamo sviluppato all'interno della nostra azienda una linea di fresco che altro non è che una linea che viene fatta diciamo, si nebulizza l'acqua, quindi sostanzialmente proprio pura acqua, e si permette, avendo comunque il beneficio del refrigerio, quindi del fresco, come se fosse un aspetto di condizionamento, quindi condizionatore, si permette al fruitore di poter stazionare in maniera libera sul proprio patio piuttosto che diciamo, al ristorante. E questo è un sistema completamente naturale, quindi con l'acqua,
l'erogazione non bagna poi, quindi non dà neanche la diciamo, persistenza dell'acqua, quindi non si potrebbe creare poi il problema di avere dei ristagni, e però garantisce la possibilità di avere uno spazio, diciamo, libero da queste zanzare che volano, quindi che possono arrivare soprattutto nelle ore serali pre-cena. Se io dovessi fare questo trattamento a casa mia all'inizio della stagione, quindi potenzialmente già in questo periodo, dicevamo, che durata ha? No, allora, questo tipo di impianto che ho detto prima è un impianto fisso che dovrebbe essere posizionato e può garantire quindi la vivibilità del proprio patio per sempre, nel senso mentre l'altro sistema? Mentre il sistema invece di adulticida, quindi o sistema larvicida, che quindi può essere fatto, quindi l'arvicida sui tombini e caditoie e l'adulticida invece sugli alberi, sulle siepi del proprio giardino, quindi sulla parte verde, hanno solitamente una durata di persistenza di 3-4 settimane, quindi dopo deve essere ripetuto, quindi una volta al mese deve essere ripetuto. E se dovesse piovere porta giù tutto l'acqua e quindi bisogna ripetere il trattamento? Allora, per quel che riguarda il sistema larvicida non necessariamente, diciamo che all'interno del tombino c'è comunque la possibilità, cioè diciamo la battenza è comunque a carattere persistente. Ovvio che dei fortunali che trascinino molta acqua, e ne abbiamo visti parecchi negli ultimi anni, diciamo che un po' inficiano quello che è l'intervento. Quindi probabilmente bisogna l'adulticida poi invece, diciamo, l'adulticida viene fatto con mezzi speciali da disinfestazione che diluiscono il prodotto concentrato in acqua, quindi c'è comunque una fortissima percentuale di base acqua, e quindi essendo anche già base acqua viene bagnata quella che è la superficie, quindi se c'è una leggera pioggia non è un grosso problema. Certo, se il mio vicino non fa il trattamento anche lui? Quello potrebbe essere un problema, perché ovviamente se il vicino non lo fa le zanzare non conoscono e non capiscono quella che è la zona disinfestata da quella e quindi potrebbero esserci. Ovvio che chi fa il trattamento ha meno zanzare, meno percento soprattutto all'inizio, e chi non lo fa la percentuale rimane costante. Certo, rimane comunque costante e chiaramente più alta. Abbiamo un'altra telefonata da casa. Pronto, buongiorno, chi c'è in linea? Buongiorno. Senta, sono una signora, sto ascoltando, sono una signora da Mignavola. Sto ascoltando la vostra trasmissione che è molto... io volevo chiedere, nel mio giardino ho una piscina. Sì, prego. Allora entra l'acqua perché ha un getto e dopo esce, non è acqua morta. Però io per disinfettarla d'estate metto dentro un bidoncino di 5 litri di varechina ogni settimana e vedo che ci sono meno zanzare. Però a questo punto non saprei adesso. Grazie signora per la sua domanda. Che cosa possiamo dire? Varachina insomma è abbastanza importante forte come intervento, direi che non lo so, io non sappiamo bene cosa dire, soprattutto perché appunto è un prodotto, la varachina forte, insomma. Diciamo, la tipologia dei prodotti che vengono da noi utilizzati sono sicuramente meno aggressivi di quello che utilizza la signora. Non lo so se, cioè non ho capito questa piscina cosa comporta, quindi se c'è un'acqua morta, acqua stagnante, oppure se mi sembrava dicesse di no, sì, che non c'è ha acqua un getto morta. Quindi non sarebbe neanche necessario sostanzialmente di fare i trattamenti. Prego dottore, voleva intervenire? No, dicevo che se non è acqua stagnante non c'è assolutamente la condizione che può favorire la proliferazione. La proliferazione, certo. Sì. Senta, come abbiamo detto poco fa, non facciamo allarmismo, ma comunque teniamo sotto controllo, monitoriamo, insomma c'è un sistema di sorveglianza molto importante. Torniamo a parlarne subito dopo la pubblicità, ci fermiamo per qualche minuto, a tra poco.
Ben ritrovati in studio, ancora in diretta in compagnia di Ore 13. Riparto dal dottor Nicolardi perché, come abbiamo detto, insomma, è importante tenere monitorata la situazione, insomma, avere tutto sotto controllo, e c'è proprio un sistema, chiamiamolo così, di sorveglianza che è attivo ed è molto importante per la salute del cittadino, no? Sì, lo dicevamo prima, non allarmismo, ma attenzione a questo problema, che è un problema che sta un po', diciamo, coinvolgendo diversi aspetti della vita delle persone. E in Veneto esiste un sistema di sorveglianza collaudato da diversi anni che prevede il monitoraggio dell'andamento dei casi di malattia con il coinvolgimento dei medici di medicina generale, dei pediatri di libera scelta e degli specialisti degli ospedali. Esiste questo sistema di monitoraggio quindi che riguarda la sorveglianza della malattia, ma esiste anche un sistema che va a monitorare la presenza del virus nelle zanzare, va a monitorare la presenza del virus nei cavalli, va a monitorare la presenza del virus anche nel serbatoio animale. Anche perché anche i nostri amici animali possono essere infettati. Certo, il cavallo per esempio è uno degli animali che più frequentemente viene infettato dalla puntura di queste zanzare insieme alle persone. Quindi questo sistema di monitoraggio e di sorveglianza che la Regione Veneto ha ormai istituito da diversi anni, collaudato e funzionante, prevede per esempio la notifica di tutti i casi di malattia agli organi, diciamo, preposti, come per esempio i dipartimenti di prevenzione, da lì alla Regione e poi dalla Regione al Ministero, ma prevede anche che in tutti i casi in cui durante l'estate si verifichino delle febbri che non sono spiegabili in altro modo, la persona venga sottoposta anche a delle indagini di laboratorio e venga inviata agli specialisti che poi si occupano del caso. Quindi è un sistema che prevede l'intervento di più discipline, di più specialisti, dall'entomologo al veterinario, al medico di medicina generale, al pediatra di libera scelta, ma però tutto il sistema, diciamo, è in grado di verificare come si muove questa infezione nell'ambito sia del serbatoio animale, sia dei vettori e sia della popolazione umana o animale. Certo, senta, abbiamo parlato di tutta una serie di prodotti che hanno proprio lo scopo di evitare il proliferare delle zanzare. Siamo sicuri però che siano prodotti che poi non facciano male all'uomo e quindi possono essere nocivi? Chiaro, allora tutti i prodotti che vengono utilizzati sono prodotti ovviamente registrati, sono prodotti che vengono testati e avvallati anche dalle ASL. Parlo a livello chiaramente pubblico. Per quel che riguarda poi l'ambito privato, non si fa altro che ripetere quelli che sono, cioè riproporre quelli che sono questi prodotti anche in ambito privato, quindi diciamo che si è tutelati sotto questo punto di vista. Prodotti sempre di più, la tendenza, come dicevo all'inizio, è quella di prediligere la prevenzione, quindi sia a carattere preventivo con gli accorgimenti che devono essere fatti disinfestazione, che poi anche nella disinfestazione vera e propria, che possa essere larvicida o adulticida. In quella larvicida, soprattutto negli ultimi anni, ci sono stati molti sviluppi e i prodotti che sono utilizzati sono prodotti, e la gamma di questi dà la possibilità di scegliere fra prodotti ecologici, eco-friendly, oppure appunto prodotti a base di sostanze chimiche. Certo, quindi con attenzione sempre all'ambiente. Abbiamo detto che il Ministero della Salute consiglia manutenzione delle aree verdi pubbliche, pulizia delle aree abbandonate, eliminazione dei rifiuti. Sicuramente questo tipo di manutenzione è importantissima. Ma se ogni singolo cittadino non si attrezza per farlo ad esempio a casa propria,
il lavoro viene vanificato. Diciamo che appunto tutto parte da una cultura, e la cultura deve essere quella appunto di percepire il problema come tale, ma percepire soprattutto il problema e farlo proprio. Quindi cercare di avere delle buone abitudini e quindi cercare il meno possibile di dare spazio a queste zanzare di poter proliferare e poi chiaramente anche sfruttare quelli che sono i canali che poi vengono proposti. Per esempio moltissimi comuni appunto offrono la distribuzione gratuita di pastiglie antilarvali, e questo chiaramente sul territorio negli ultimi anni, soprattutto grazie o diciamo a causa di questo virus, e quindi questo permette alla popolazione di avvicinarsi a questo problema e di provare a creare l'habitat diciamo non idoneo, meno ospitale, esatto, diciamo così, alle zanzare, per poter poi fare la proliferazione, per poterle fare proliferare. Certo, sicuramente è una buona prassi questa, no? Quella attuata da alcuni comuni. Cosa ne pensa lei? Io penso che noi dobbiamo fare come cittadini tutto quello che ci viene suggerito dall'autorità sanitaria, quindi dai sindaci, dagli dipartimenti di prevenzione, che non fanno altro che fare proprie le indicazioni del Ministero e della Regione e trasferirle sul territorio. Dobbiamo utilizzare tutti gli strumenti che sono disponibili per diffondere l'informazione che serve poi per modificare i comportamenti, per migliorare quindi il nostro approccio nei confronti di un problema che se non viene controllato e diciamo limitato nella sua dimensione può comportare delle grosse ricadute negative sulla salute delle persone. Quindi non c'è nessun tipo di allarmismo. La situazione la possiamo controllare benissimo con accorgimenti molto semplici che possiamo fare in proprio, non costano nulla, ma come diceva prima la cultura della prevenzione è un percorso che deve vederci tutti, come dire, partecipi, tutti coinvolti e tutti in grado poi di fare quello che è necessario fare. Certo, sono d'accordo assolutamente su questo. Siamo in chiusura, io ringrazio davvero di cuore il dottor Luigi Nicolardi, direttore del Dipartimento di Prevenzione dell'ULSS 4, e Francesco Maiano, direttore tecnico di un'azienda di disinfestazione, di essere stati con me a Ore 13 e aver dato anche qualche semplice ma pratico consiglio insomma ai nostri telespettatori che ci hanno seguito da casa. Vi do appuntamento dunque alla prossima puntata di Ore 13. Grazie per averci seguito, arrivederci.